Mister, da domenica si fa sul serio, inizia la Coppa Italia, ancora con qualche apprensione perché ancora si stanno attendendo alcuni transfer internazionali dalle straniere, dalle federazioni estere. Sì, purtroppo c'è questo problema, anche se la federazione si è data molto da fare, speriamo di riuscire a recuperare qualche atleta, però nonostante tutto sono tranquillo anche perché la rosa ci permette comunque di poter sopperire anche ad assenze importanti. Mancherà anche Federica Di Criscio squalificata e c'è questo Vicenza, formazione di Serie B, ma insomma un Verona-Vicenza è sempre un derby allettante. Sì, è un derby, però noi guardiamo la nostra crescita, non guardiamo tanto all'avversario, dobbiamo dimostrare qualcosa in più di queste ultime due amichevoli, vogliamo crescere per essere in forma per quelli che sono poi i grandi obiettivi. Un Verona apparso magari non al top nelle due amichevoli, però in fin dei conti non ha subito nessuna rete, ne ha segnato una decina nelle due partite, insomma non ci si può lamentare. Ma si è vista una crescita nella seconda partita e questo fa ben sperare. Logicamente, avendo solamente due giocatrici della scorsa stagione, amalgamare non è poi così facile, però da una partita all'altra la differenza si è vista tutta.